Nel 98, con la loro, allora si chiamava Consorzio Pedemontano Brenta, avemmo un confronto, insomma, come cittadini, no? Preoccupati del fatto che c'era quest'idea di fare un lago parallelo a quello che abbiamo già, insomma, nella Val Cortella. Si fecero più che altro, come dire, delle manifestazioni creative di opposizione. La cosa si è trascinata per tanti anni, appunto, e negli anni 20 torna di attualità. Noi abbiamo appunto riaperto il tamburo dicendo guardate che questi matti padovani ci vogliono allagare la Val Cortella e in tanti hanno risposto. Segnalato il problema e c'è in Trentino, insomma, quindi c'è una rassegna stampa del 2023 bella corposa sul Trentino, poi nel 2024 se ne sono accorti i veneti. allora apriti cielo, perché voi siete tanti, siete anche scaldati, si sono molto scaldati soprattutto all'Ammon, un po' meno a Sovramonte, ma nel Feltrino e nel Bellunese, perché hanno percepito anche loro questo atto di prepotenza di fatto, no? Del consorzio del Brenta, cioè ci serve acqua e costruiamo un muro a casa vostra e ci fate da bacino, senza chiedere niente a nessuno. Cioè di fatto facendo questo giro per Roma e cercando di metterci nel sacco. E lo stesso avviene per la provincia di Belluno.